Hanno raccolto dei sassi in via della Pieve e se li sono lanciati addosso durante un probabile regolamento di conti. Erano le 13 quando una rissa si è scatenata in queste viette nel cuore del centro storico di Padova, tra via Santa Sofia e via San Francesco. Alla fine in tre, tutti magrebini, sono finiti in ospedale. Uno ci è arrivato in ambulanza, scortato dai carabinieri, due hanno chiesto aiuto nei momenti subito successivi. Ferite leggere, tanto che nel giro di poco i tre sono stati dimessi. Lungo le strade dal sapore antico ci sono pochissime persone, qualche studente, qualche turista, a vincere è il caldo, ma chi ancora lavora qui accetta di parlare di spalle e raccontarci. Questa strada, insomma, viene usata anche per spacciare, per esempio. Sì, purtroppo ci sono state delle occasioni che ho visto dalle finestre così e abbiamo chiamato anche la polizia perché essendo una strada adesso a ZTL poi è un facile rifugio per quelli che devono spacciare. Abbiamo chiamato con la polizia, ma la polizia se non li becca nel fatto oppure anche se becca il piccolo non succede niente, non fa granché. Un reticolo di vie dove si può agire quasi nell'ombra e dove chi vive o lavora si chiude dentro con un giro di chiave. Adesso me lo tengo ancora buono perché proprio poco tempo fa insomma, è passato uno, mi ha tirato un pugno sulla porta perché era alterato e quindi se sono chiuso sono intanto tranquillo.